Agrigento, nella Biblioteca Comunale La Rocca, si è svolto un convegno dibattito sul tema Punta Bianca, quale futuro? Organizzato da Mare Amico, Mare Vivo e Distretto Turistico Valle dei Templi. È necessario che dopo l'istituzione di questa riserva venga ufficialmente inserita nel piano e che venga scelta l'ente gestore che possa permettere di realizzare un piano di gestione. È fondamentale un piano di gestione perché almeno con il piano di gestione si può sapere ciò che è consentito e ciò che non è consentito e quindi avviare finalmente l'istituzione definitiva di questa riserva, che già ha avuto un grande successo. Negli scorsi giorni sono venuti delle importanti ditte che hanno fatto dei loro shooting fotografici, è anche venuta Linea Verde, quindi già sta sorgendo a riserva nazionale importante. Aspettiamo e auspichiamo questo ulteriore passaggio per poter definire definitivamente la riserva. Noi abbiamo invitato il generale Scardino perché è necessaria la presenza dell'esercito, perché l'esercito, anche se non fa parte, l'area di Idrasi non fa parte della riserva naturale di Punta Bianca, ne è assolutamente contigua e limitrofa. Il generale Scardino ci ha fatto sapere attraverso il sindaco che non interverrà e magari speriamo di incontrarlo un'ulteriore volta. Loro intendono riprendere le esercitazioni e noi intendiamo bloccare queste esercitazioni. Il Presidente della Regione deve trovare loro un terreno alternativo per esercitarsi, certamente non possono continuare a farlo a Punta Bianca. Bisogna, concordando in maniera concordata e con l'esercito ma anche con il governo regionale e anche nazionale, eventualmente trovare un'alternativa che richiederà i suoi tempi. Penso che le due cose per ora debbano purtroppo coesistere, ma nel rispetto l'uno dell'altro. Intanto prendiamo atto di un lavoro lungo che si è concluso di recente, anzi veramente manca l'ultimo passaggio perché c'è il parere del CPR che verrà dato a breve, perché si è dovuto ricostituire questa commissione, quindi insomma anche questo tassello è stato fatto. Siamo riusciti in un importante risultato che è quello di istituire questa riserva. Era da non so quanti decenni che si tentava di realizzare questo importante obiettivo che ora è stato per fortuna raggiunto con un lavoro serio, costante delle associazioni, mia e del governo passato, e adesso continuiamo appena depositato un disegno di legge che si occupa proprio di parchi e riserve, perché è una materia che va riformata. Noi non dobbiamo limitarci alla fase della tutela vera e propria, ma dobbiamo anche pensare alla valorizzazione dei beni che andiamo a conservare e a tutelare. Quindi i parchi e riserve devono essere potenziati utilizzando i fondi europei, preservando il lavoro dei tanti volontari che in questi anni si sono prestati nei vari parchi e nelle varie riserve, ma cercando di guardare anche al futuro, perché questi beni naturali vanno sì tutelati, ma vanno anche fruiti, vanno anche valorizzati, vanno anche messi a disposizione dei tanti turisti, dei tanti cittadini che hanno voglia di vivere queste bellezze naturali, ovviamente con il rispetto che gli è dovuto.